Dirti grazie per l'onore e il privilegio che tu ci doni ancora in questa sera di poter innalzare, lodare e glorificare il tuo meraviglioso nome, Signore. Ancora in questo momento, Padre, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché possiamo essere imbiancati, purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo l'autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. A te, Signore Dio, solo a te, o Padre, noi vogliamo dare tutta la lode, la gloria, la potenza e la maestà che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Innalziamo il Dio di gloria, alleluia. A te tutta la gloria, a te tutto l'onore, Signore, alleluia. Perché sono suo figlio, sono suo figlio. Io posso danzare in libertà, perché sono suo figlio, sono suo figlio. Signore, io posso danzare in libertà, perché sono amato, io sono amato. Posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione, vogliamo danzare, posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione, vogliamo danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, dillo, c'è libertà. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa, dillo con fede. A danzare c'è libertà nella casa, c'è libertà. A danzare c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, dichiaralo. C'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Io vivo, dillo. In libertà, io vivo, io vivo in libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Alleluia. E ciò che Dio ha reso libero è veramente libero.
c'è libertà nella casa di Dio e noi siamo considerati il Tempio dello Spirito Santo, la casa del Signore. E se il tuo cuore è libero, allora questa sera innalza il Re dei Re, il Signore dei Signori, canta a Lui, gioisci nella presenza di Dio, alleluia, alleluia, anima mia, loda l'Eterno. Io loderò l'Eterno finché ho vita, canterò le lodi del mio Dio per tutta la mia esistenza, alleluia. Sì, Signore, voglio cantare le tue lodi, voglio innalzare il tuo nome, perché tu sei degno di essere innalzato, alleluia. Innalziamo il Re di gloria, amen. Diamogli lode e gloria, a Lui appartiene ogni cosa, alleluia. Meraviglioso tu sei, Signore, alleluia. Gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, perché non dovrei cantare le lodi nelle difficoltà, perché non dovrei darti il mio cuore se vedo la tua bontà. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per me è libertà, e adesso non mi tratterò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, Gesù, io mi arrendo alla tua presenza, danzo solo per te. Mi rendi più forte quando ti lodo, riempimi di te. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, Ciò che è folle per gli altri, per me è libertà, E adesso? adesso non mi tratterò. Dillo. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, popolo di Dio, battiamo le mani al Signore Gesù, al Re dei Re, colui che ci dà la gioia, colui che ci dà la pace, colui che regna nelle nostre vite, alleluia. Dichiaralo, gioia c'è nel mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Dichiaralo, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. gioia c'è Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, dillo. Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, alleluia. Gesù è la mia gioia, Dillo. Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, alleluia. Gesù Gesù è la mia gioia, dichiaralo.
mia gioia, sempre. Gesù è la mia gioia. Alleluia. Alleluia. Sì, Signore, tu sei la nostra gioia, la gioia del Signore è la nostra forza. E siamo gioiosi ancora in questa sera, Padre, di stare alla tua presenza. Ma in questo momento, Signore, vogliamo entrare nel luogo santissimo, Signore. Vogliamo entrare nella tua presenza. Vogliamo adorarti, Signore. Vogliamo spandere i nostri cuori, oh Padre, davanti al tuo trono. Nella tua parola è scritto che tu cerchi veri adoratori. E noi vogliamo adorarti questa sera, che siamo certi e sicuri che la tua presenza in questo luogo. Ti preghiamo, Spirito Santo, tocca ognuno di noi questa sera, parla alle nostre vite. Abbiamo bisogno, Signore, del tuo consiglio ancora in questa sera. Abbiamo bisogno della tua mano che ci guidi, Signore. Abbiamo bisogno di te ogni istante della nostra vita. E per questo, Signore, vogliamo dirti grazie attraverso quella che è l'adorazione. Adoriamo il Signore, amen. Alleluia. Adoriamolo. Apri il tuo cuore alla sua presenza. Permetti al Signore di parlare alla tua vita. Alleluia. A te la gloria, Signore. Con te, nella tua presenza, nella tua presenza sarò. Signore. E qui, nella tua gloria, mostrati ancora a me. Voglio, Signore. Voglio sempre più di te. Voglio sempre più di te. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Ti loderò, Gesù. Con te, Signore. Con te, nella tua presenza, nella tua presenza starò. E qui, Nella tua gloria. nella tua gloria, mostrati ancora a me. Ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò. Canterò il tuo nome perché so
Gesù, Gesù, grande sei, santo, santo, tu sei santo, Gesù, Gesù, grande sei, ti loderò, Gesù, con tutto il cuore adorerò, canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Con tutto il cuore adorerò, canterò il tuo nome perché so che degno e grande sei. Degno e grande sei, Signore. La tua grandezza, Signore, è meravigliosa. Il tuo amore è meraviglioso. La tua presenza è meravigliosa, Signore. E noi vogliamo ringraziarti in questo momento, per questo onore, per questo privilegio, che ancora in questa sera nella tua presenza possiamo prendere nuove forze. Possiamo acquistare la consapevolezza che tu non ci lasci e non ci abbandoni mai, Signore. Nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Lo Spirito di Dio aleggia in questo luogo questa sera, ed è qui per sanare, per liberare, per guarire, per rialzare, per abbracciare. Lo Spirito di Dio è qui questa sera e noi vogliamo adorarlo, vogliamo ringraziarlo. Sì, Signore. Adoriamo il Signore insieme, amen. Non perdere questo momento. Adoralo, adoralo, semplicemente adoralo. Alleluia. Grazie, Signore. Voglio toccare il tuo manto, voglio sentire il tuo
ristorami, Signore, alzo le mani. Alzo le mani, le alzo al cielo, tocco il tuo manto, ristorami, Signore, Sana le ferite, sana le ferite, ho bisogno di te. sana le ferite, sana le ferite, dammi nuove forze, dammi nuove forze, Ho bisogno di te. dammi nuove forze, dammi nuove forze, Signore. Alleluia. Se hai bisogno di forze questa sera, tocca il lembo della sua veste. Di cosa hai bisogno, ti dice il Signore. Tocca la sua veste questa sera, perché la sua presenza è in questo luogo. Padre Santo, Dio d'amore, vogliamo ringraziarti ancora in questo momento, perché la tua presenza è intangibile in questo cuore. Forse non riusciamo a vederti con gli occhi, non riusciamo a toccarti con le mani, Signore, ma il nostro cuore, Padre, sente la tua presenza ancora in questa sera e siamo grati a te per questo onore, per questo privilegio che tu ci doni, Signore. E ancora in questo momento, Padre, a motivo della tua presenza in questo luogo, Signore, io voglio mettere davanti al tuo trono ancora queste richieste di preghiera. Ti supplico, Signore, a te che tutto è possibile, Padre, stendi la tua mano ancora su Gabriele, Padre, su Naomi, su Giulia. Signore, ti chiediamo guarigione completa nel nome di Gesù Cristo, Signore, che ogni infermità sia spazzata via, Padre, nel nome di Gesù. Ancora ti preghiamo per il pastore e Margherita, una fresca unzione sulle loro vite, Signore. Continua, Padre, ad usarle per l'avanzamento del tuo regno. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per i nostri familiari non convertiti, per i nostri mariti, per i nostri figli, amici, nipoti. Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano, tocca le loro vite, che ci sia una guida, un'unzione sulle loro vite, Signore. Ancora Atanas per famiglia e Nela, ancora Mary, Loffredo, che Dio consoli il suo cuore. Ancora voglio pregarti per Camillo, per Vittorio, per Andrea, per Raffaele, per Lello, per Patrizia, per Michele, per quanti, Signore, ancora in questo momento stanno gridando a te, si aspettano, Padre, che tu possa intervenire. Ti supplico, Signore Dio, a motivo della tua parola, a motivo del tuo amore, Signore, stendi la tua mano e toccali questa sera. Ancora voglio pregarti, Signore, per l'unità delle chiese, Signore. Oh Padre, ti prego, Signore, tu cerchi l'unità, Signore. Quell'unità, Padre, è costato, Signore, la vita al nostro amato Signore Gesù Cristo, e ti prego, Signore, che quel sacrificio, Padre, non sia reso vano, ma che possa far sì che tutte le chiese camminino nell'unità, affinché la tua gloria si possa manifestare. E ancora, Signore, le carceri, gli orfanotrofi, le case famiglie, gli ospedali, gli ospizi, quei luoghi dove c'è tristezza, desolazione, Signore Dio, stendi la tua mano e opera con potenza e gloria. E ancora in questa sera, come è scritto nella tua parola, come può un giovane rendere la sua via pura? Custodendolo con la tua parola. Sì, Signore, questa sera vogliamo dirti, Signore, parla alle nostre vite, perché vogliamo custodire la nostra vita attraverso quello che è il consiglio della tua parola. Ungile la cuore. E a te, Signore Dio, solo a te, Padre, noi vogliamo dare tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Signore. Amen. Alleluia. Se vogliamo testimoniare per la gloria di Dio, se c'è qualcuno che vuole testimoniare, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno, certo. Scusami, non ti ho visto. No. Ok, prendi questo qua. Pace, può sembrare una testimonianza un po' stupida, però
volevo testimoniare di quello che mi è successo tra ieri e oggi. Io sto facendo l'università e ci sono gli esami da dare in tot sessioni. È successo che uno degli ultimi esami che dovevo dare mi è stato rimandato e mi è stato spostato a ieri, per poi essere stato di nuovo spostato ad oggi, e alla fine mi sono ritrovata con 2 esami da dare oggi. Però c'è stata un po' di confusione nei gruppi, dove chi diceva sì, valli a dare tutti e 2 perché li devi dare tutti e 2, chi invece diceva no, non li devi dare perché tanto il professore boccia, poi devi ritornare in estate. Questo è successo tutto ieri sera verso le 6, che io dissi a mamma, vabbè, vado, ne do uno e l'altro lo faccio a giugno, tanto poi come va. Tanto comunque ho tempo, mi congela il voto, quindi l'altro lo vado a dare a giugno. Succede tutto questo verso le 4, che mamma scende, se ne viene in chiesa. Io faccio vabbè, vengo più tardi alla riunione delle donne, faccio perché finisco di ripetermi le ultime cose. Stavo tranquillissima perché ho detto vabbè, tanto devo dare solo un esame. Vengo qua alla riunione verso le 6, dove stavano le sorelle e io in una valle di lacrime, perché mi avevano messaggiato da poco dicendomi che io dovevo andare a dare tutti e 2 gli esami, al quale io ero preparata, ma uno non l'avevo ripetuto da penso 6-7 giorni, perché l'avevo messo da parte dicendo vabbè, lo do a giugno. Che faccio allora? Vengo qua, le sorelle che c'erano iniziano a darmi versi, a darmi incoraggiamento, a dire vai, provaci, tanto come va, se va male li ripeti tutti e 2 a giugno, non è un problema, ma almeno sai che ci hai provato. Io vado, che quest'oggi pomeriggio veramente mi ha accompagnato mio fratello. Già abbiamo il primo impedimento, che io mentre sto in macchina arrivo fuori all'università mi sono dimenticata la carta d'identità. Vicino a Cristian inizia a fare, ho dimenticato la carta d'identità, torniamo indietro, non li do più perché tanto non me li fanno dare. Quindi questo già è, diciamo, uno scoraggiamento, perché immaginate a me seduta là così ad aspettare pensando che poi non dessi gli esami. Do il primo esame e grazie a Dio mi ha messo 28 su 30. Vado a dare il secondo esame, erano le 6:15, 6:20, e io messaggio loro, dico vedete che sicuramente non riesco a venire in chiesa perché aspetto fino alle 7, mi raccomando non fatemi saltare niente, mettete tutto a posto. Cioè pensate a me, io stavo a fare l'esame, pensavo in chiesa come strutturare la situazione. Comunque si fanno le 6:30, faccio no vabbè, non lo darò più questo esame perché ormai avevo 7 persone davanti a me. E dico, il professore parlava mezz'ora, cioè teneva mezz'ora sotto ogni ragazzo, quindi matematicamente non riusciva mai a sentirmi, perché alle 7 chiudeva, aveva 7 ragazzi e mezzo, erano le 6:30, quindi dico vabbè, non lo do. Io stavo così seduta, ormai rassegnato, ho detto vabbè, mi rassegno, non lo do, quando all'improvviso il professore fa il mio cognome. Io vado, do l'altro esame e mi mette anche il 28 a quest'altro esame. Quindi con questo cosa voglio dirvi? Io sono stata scoraggiata dall'esame, perché appunto ieri mi è stato detto, poi la carta d'identità dimenticata, e mio fratello in tutto ciò ha preso una multa mentre stavamo lì fuori, quindi attacchi su attacchi dal nemico, però almeno ci ho provato, e come io ci ho provato, diciamo, negli esami, vi dico provateci in tutto nella vita, perché tanto con Dio possiamo tutto. Io avevo veramente tantissimi impedimenti, iniziando dai 2 esami da dare insieme, dal professore che doveva essere un professore cattivo, invece mi è stato dato un professore più bravo, e poi con il Signore ho ricevuto veramente la meglio. Vi ringrazio per l'incoraggiamento e per le preghiere, perché senza quello non sarei mai andata a dare gli esami. Dio vi benedica. Alleluia, Dio è fedele nelle piccole e nelle grandi cose, amen. Alleluia, se non c'è nessun altro vogliamo prendere per l'offerta. Ci prepariamo per l'offerta e preghiamo anche per l'offerta, amen. Padre d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza, Signore, e vogliamo dare a te questa offerta che diamo con tutto il nostro cuore. Grazie per come ci dai l'opportunità di dare, Signore, e noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Possa tu benedire il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura, Padre, di chi è nel bisogno, Signore. E a te diamo tutta la lode e la gloria, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Ti amo, Dio, la tua grazia mi sostiene, i giorni miei sono nelle tue mani, dal momento in cui mi sveglio finché riposo
sempre sei fedele, tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà, io canterò della tua bontà. Alleluia. Amen. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo ancora questa sera? Dio parlerà alle nostre vite. Amen. Alleluia. Alleluia, pace a tutti e pace anche a quanti ci stanno seguendo da casa. Grazie al Signore per come ci dà il privilegio, l'opportunità di essere qui nella sua casa e di poter lodare, benedire e innalzare il suo nome meraviglioso. È solo qui nella casa di Dio, la presenza di Dio, che noi troviamo nuove forze, troviamo sostegno, aiuto e coraggio. Solo qui, fratelli e sorelle. Quindi non cercate mai un aiuto che sia al di fuori del Signore. Penso che non lo debba insegnare io, però a volte è giusto che lo si ricordi. Vogliamo prendere nel libro di Giobbe, al capitolo 42, leggeremo i primi 17 versetti. E se abbiamo preso, vogliamo fare anche una preghiera insieme. Giobbe 42. Alleluia, Signore, a te la gloria, Padre. Signore Dio nostro, caro Padre, veramente con gioia, con grande cuore vogliamo accingerci, Signore, a meditare, Signore, questa meravigliosa parola che ancora in questa sera, Signore, vuole dare insegnamento alle nostre vite. Ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore, perché Tu attraverso di essa vuoi parlarci, vuoi indicarci, vuoi, Signore, consigliarci come comportarci in determinati momenti della nostra vita, perché Tu sei un Dio che non ci lascia e non ci abbandona, ma sei sempre pronto ad intervenire in ogni nostra difficoltà. Voglio ringraziarti personalmente per il privilegio, l'opportunità, ma soprattutto la grazia che Tu mi fai di poter meditare questa parola insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Chiedo sempre la guida, l'unzione del Tuo Spirito sulla mia vita, affinché ogni mia parola non sia dettata dalla mia volontà, ma dalla Tua volontà che è perfetta. Vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, lo facciamo in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo insieme allora dal primo versetto, dice così: allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che Tu puoi tutto e che nessun Tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il Tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. Ascolta, io parlerò, io ti interrogherò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto di me stesso e mi pento sulla polvere e cenere. Ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolte queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz: ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolte queste parole a Giobbe, l'Eterno disse a Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque prendete con voi 7 tori e 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e così per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente come ha fatto il mio servo Giobbe. Allora Elifaz di Teman, Bildad di Shua e Sofar di Namat andarono e fecero come l'Eterno aveva loro ordinato, e l'Eterno ebbe riguardo a Giobbe
Or l'Eterno trasse Giobbe dalla sua afflizione, dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici, e l'Eterno diede a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva prima. E tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutti i suoi conoscenti di prima vennero da lui e mangiarono con lui in casa sua. Essi lo confortarono e lo consolarono di tutto il male che l'Eterno aveva mandato su di lui. Quindi ognuno di essi gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Or l'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, perché egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di bue e 1.000 asine, ed ebbe pure 7 figli e 3 figlie. Chiamò la prima Gemima, la seconda Chesia e la terza Cherenapuk. In tutto il paese non c'erano donne così belle come le figlie di Giobbe. Il padre assegnò loro un'eredità tra i loro fratelli. Dopo questo Giobbe visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli per 4 generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Penso che tutti conosciamo questo libro particolare, che è ritenuto il libro più antico della Bibbia, per 2 aspetti molto importanti, perché in questo libro non si menziona né la legge di Mosè né il Tempio, quindi si ritiene che sia uno dei libri più antichi, diciamo, che noi troviamo nella Bibbia e nella parola di Dio. Ed è una storia un po' particolare, perché sapete meglio di me che in Giobbe si parla tanto di sofferenza, ma si parla soprattutto anche della sua pazienza, perché lui è stato paziente, dice la parola, per tutto ciò che ha vissuto, ha dovuto attraversare. E diciamo è un po' una storia che ci vede coinvolti un po' tutti da vicino, perché a volte, fratelli cari, vedete, noi quando attraversiamo la sofferenza, le difficoltà, le prove, noi che in qualche modo, diciamo, cerchiamo di servire il Signore con le nostre problematiche, le nostre difficoltà oggettive, perché ce le abbiamo, fratelli cari, nessuno è un Superman della fede. Cerchiamo con tutto il nostro cuore di servire il Signore, di fare la sua volontà, di mettere in pratica la sua parola, di annunciare la sua parola. Penso che ognuno di noi abbia questo nel cuore, perché è quello che diciamo Dio ha fatto nelle nostre vite. Però a volte poi nella nostra vita è un po' come la storia di quest'uomo, dove mi sembra che tutta la nostra vita scorra in modo molto sereno, tranquillo, vediamo i nostri figli crescere, vediamo le nostre attività forse che vanno avanti, sono prosperose. Però da un certo punto nella vita, perché la vita non scorre sempre, fratelli cari, allo stesso modo. Difatti dirà Solomone nel suo libro che c'è il tempo per ogni cosa. La nostra vita è attraverso dei momenti sì, dei momenti no, dei momenti buoni, dei momenti meno buoni. E questo, fratelli cari, non ci deve scoraggiare. Anzi, sicuramente quando si vive al cospetto di Dio c'è bisogno sempre di crescere, di imparare e soprattutto imparare a dire: Signore, insegnami soprattutto le tue vie, perché le vie del Signore sono perfette, mentre le nostre, ahimè, sono imperfette. E quindi noi vediamo questa storia, fratelli cari, che permette a quest'uomo, se noi vediamo all'inizio di questo libro, permette a quest'uomo, è chiamato un uomo giusto. Giobbe è ritenuto da Dio un uomo giusto, un uomo pio, un uomo timorato di Dio. Eppure dice la parola di Dio che ad un certo punto nella sua vita arriva una tragedia immane, dove in un batter d'occhio perde tutti i figli, perde tutte le sue ricchezze e poi alla fine perde anche la sua salute, perché si ritrova, dice la parola di Dio, nella polvere a grattarsi con un coccio, perché ha un'ulcera su tutto il suo corpo. E quindi, fratelli cari, quando un uomo giusto, tra virgolette, perché dice la parola di Dio che non c'è nessun giusto, neppure uno, però è un uomo che cerca, come dicevo prima, di servire il Signore. Però ad un certo punto di questa vita arriva questa tragedia immane che purtroppo lo coinvolge, non solo nel suo aspetto familiare, economico, ma anche nel suo aspetto fisico. E penso, fratelli cari, che ognuno di noi, quando si serve il Signore e arrivano delle difficoltà, delle problematiche molto serie nella nostra vita, ognuno di noi ha da dire qualcosa al Signore, no? Penso che sia anche normale. Il discorso è come bisogna rapportarsi col Signore. Anche Giobbe, fratelli cari, dice la parola di Dio che
ad un certo punto lui manifesta a Dio tutta la sua disapprovazione. Lui non riesce a comprendere perché, essendo e forse si ritiene un uomo giusto, deve attraversare tutta questa sofferenza, questa difficoltà, questa prova, fratelli cari, che lui pregherà e maledirà, dice la parola di Dio, anche il giorno in cui è nato. Dice: io non fossi mai nato, maledetto quel giorno. Certo, lui dice delle cose molto forti, però nel contesto di tutti questi suoi discorsi rimane fedele a Dio, fratelli cari, perché è vero che maledice il giorno, maledice tante cose, ma non maledice Dio. Però ad un certo punto di questa sua crescente sofferenza, quindi di questa prova che si prolunga, che potremmo anche dire che a volte attraverso la nostra vita una prova che non finisce mai, ad un certo punto si rivolge a Dio. Ed è giusto, fratelli cari. Io non mi rivolgo a Dio solo se le mie cose vanno per il verso giusto, tutto va, diciamo, liscio come l'olio, tutto mi va bene. Mi rivolgo a Dio, è anche semplice, è anche forse normale rivolgerci a Dio e ringraziare Dio per tutto quello che ci dà. Ma noi dobbiamo imparare, fratelli cari, che anche quando le cose non vanno per il verso giusto secondo noi, e poi dico perché secondo noi dobbiamo ringraziare il Signore. È più difficile, ma dobbiamo comunque ringraziare il Signore. Dice: ma come? Le cose non vanno bene nella mia vita, sto attraversando dei momenti particolari difficili, eppure io devo ringraziare il Signore. Io devo ringraziare il Signore. Perché, fratelli cari, devo ringraziare il Signore? Perché io ho fiducia di papà. Anche se papà permette delle difficoltà nella mia vita, io ho fiducia di papà. Per me papà rimane sempre papà, anche se non riesco a capire ciò che sta accadendo, ma la mia fede, la mia fiducia in Dio non cambia. Io non scalpito se sto attraversando un momento difficile di sofferenza, forse anche fisico o altro. Io non scalpito o non vedo questo mio Padre meraviglioso, questo Dio straordinario nella mia vita come mio nemico. Sarebbe la cosa più assurda che potremmo fare, vedere Dio come nemico o vedere Dio, fratelli cari, come colui che mi produce la sofferenza. È un errore, fratelli cari, che il nemico cerca di propinare nelle menti delle persone. Dio è un Dio di misericordia, di compassione, è un Dio che ci ama, di un amore profondo, e anche quando noi non riusciamo a comprendere ciò che Dio sta facendo, noi, come dicevo prima, bisogna solo ringraziarlo e lodarlo e rimanere fedeli a Dio. Giobbe, fratelli cari, fa tutte le sue rimostranze, poi ad un certo punto Dio che cosa fa? Dio è un Dio meraviglioso. Sapete perché? Leggevo alcuni passaggi di questa parola nel capitolo 40 e 41, che ad un certo punto Dio gli dice queste parole. Ma è qualcosa di meraviglioso il nostro Dio. Dice, il versetto dal capitolo 40 al versetto 6 dice: l'Eterno allora rispose a Giobbe, perché Giobbe gli fa tante domande e Dio, vedete, nella sua grande misericordia, nel suo grande amore, gli risponde e dice: l'Eterno allora rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: orsù, cingiti i lombi come un brodo e io ti interrogherò e tu mi risponderai. Ad un certo punto Dio interviene con Giobbe, è un colloquio, e dice: tu mi hai fatto tante domande, vuoi sapere perché io agisco in un certo modo? E io ti dico: cingiti i lombi, io ti interrogherò e tu mi risponderai. E Dio comincia a fargli una serie di domande. In questi passaggi del capitolo 40 e 41 gli parla, fratelli cari, della creazione. Gli parla di alcuni, esseri viventi, del Behemoth o del Leviathan, che il Signore ha creato. E quindi in questo caso, fratelli cari, Dio risponde con altre domande a Giobbe e dice: vedi, io ti faccio tutte queste domande e vedi se tu mi riesci a rispondere. Non ci mettiamo su questa discussione con Dio, fratelli cari, perché Dio è troppo grande per noi. Dio è il creatore di ogni cosa e conosce ogni cosa. Questo è un libro straordinario perché a volte si parla, e oggi un po' il mondo, la scienza cerca di
di scovare delle cose nuove, di scavare e di comprendere come è fatta la creazione. Vedete, in questo libro particolare si parla già delle Pleiadi, dell'Orsa Maggiore, dell'Orsa Minore, ma chi poteva sapere queste cose? L'uomo l'ha scoperto centinaia di anni fa. Ma questo libro antichissimo già parla di tutto questo. Perché? Perché il creatore che ha creato tutto sapeva tutto. Sa dare nome sia alle costellazioni ad altro, sa dare nome agli animali, sa la forza di ognuno. E quindi di fronte a tutta questa conoscenza, sapienza che il creatore, che si rivolge a Giobbe e gli fa delle domande. Giobbe di fronte a queste domande, fratelli cari, che Dio gli pone, Giobbe ad un certo punto, fratelli cari, cambia atteggiamento. È quello che noi dovremmo sempre avere nei riguardi di Dio. Perché Dio è lì, dice la parola di Dio, in cielo, e noi siamo qui sulla terra. Dio conosce tutto e noi conosciamo in parte, dice la parola, e profetizziamo in parte. Poi dice la parola di Dio che quando saremo con Lui, tutte le cose che noi non siamo riusciti a comprendere occulte, il Signore si metterà con grande pazienza e ci spiegherà perché a volte nella nostra vita Dio si è mosso in un modo rispetto ad un altro modo che noi forse ritenevamo più opportuno. E anche qui Giobbe, fratelli cari, riteneva opportuno che lui non dovesse attraversare tutta quella difficoltà che stava vivendo. Ma ad un certo punto, di fronte a ciò che Dio gli pone davanti, alle domande di Dio, noi dovremmo sempre riconoscere che Dio è il creatore di ogni cosa. E Lui conosce più di noi e conosce noi più di noi stessi. Noi a volte pensiamo di conoscerci, fratelli cari, chi ci conosce veramente è Dio. Noi non ci conosciamo. Dio ci conosce appieno, sapete perché? Perché ci ha fatti. Dice la parola di Dio in Geremia che Egli ci conosce fin dal grembo di nostra madre. Prima che nostra madre ci concepisse, Egli ci ha conosciuti già. Quindi vedete Dio come ci conosce. E Dio conosceva Giobbe, Dio conosce me e conosce te. E Dio conosceva Giobbe, fratelli cari. E ad un certo punto, quando il Signore comincia a fargli tutta questa serie di domande, gli parla della creazione di alcuni animali sulla terra, Giobbe ad un certo punto, fratelli cari, cambia atteggiamento. Quell'atteggiamento un po' arrogante nei riguardi di Dio comincia a cambiare e comincia a comprendere che effettivamente l'opera di Dio che compie nelle nostre vite non può essere oscurata dalla mia e della tua intelligenza o dal mio o dal tuo parere. Perché l'opera di Dio è un'opera sovrana, fratelli cari, e il progetto di Dio nella mia e nella tua vita va sempre avanti, anche se tu non l'accetti, anche se tu non lo comprendi. Ma il progetto di Dio per me e per te è un progetto meraviglioso, straordinario. E questo è quello che noi dobbiamo capire, perché quando noi pensiamo che stiamo attraversando dei momenti difficili, pensiamo che il progetto di Dio si sia interrotto nella nostra vita, perché ci sta capitando una disavventura. No, togli questo pensiero perché non è da Dio. Il progetto di Dio nella tua vita andrà avanti. E soprattutto ti dico di più attraverso la parola di Dio, che il progetto di Dio nella tua vita è un progetto che mira sempre alla miglioria di te stesso, a farti crescere, a rafforzarsi, ad essere un servitore o una servente forte nel Signore. Se io non attraverso le difficoltà, le prove della mia vita, se io non combatto, fratelli cari, io nella mia vita sarò uno sfaticato, spiritualmente parlando, ma anche forse fisicamente, perché se non mi impegno anche il mio corpo viene meno. E qui di fronte a quello che Dio dice a quest'uomo di Dio, lui comincia a cambiare atteggiamento, lui comincia a dire, fratelli cari, nel versetto 3, io ho parlato, dice Giobbe, non lo capivo. Quante volte, fratelli cari, noi parliamo con Dio, cerchiamo di portare le nostre dimostranze, però noi parliamo con Dio ma non capiamo nemmeno che cosa gli stiamo dicendo a Dio. Siamo troppo superbi perché pensiamo che il momento che stiamo vivendo, la sofferenza, la prova, l'afflizione che può essere variegata, non riusciamo a capire quello che diciamo a Dio, perché ci sentiamo dalla parte di essere giusti, non riteniamo di dover attraversare delle prove e delle difficoltà.
E Giobbe, fratelli cari, comincia a cambiare atteggiamento, perché comincia a dire di fronte a ciò che Dio gli dice: io ha già parlato, ma non ha già capito. Stesso Giobbe diceva: io ho parlato ma non capivo. Cioè non capiva che cosa, fratelli cari? Lui non capiva il progetto di Dio, fratelli cari. Noi a volte non capiamo il progetto di Dio nella nostra vita e ci intestardiamo, veniamo meno. Giobbe, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo di questo uomo di Dio, ma Giobbe, fratelli cari, anche facendo delle rimostranze a Dio, dice la parola che egli rimane fedele a Dio. Rimane fedele. Ma Dio vuole fare un'opera maggiore nella sua vita. Dio vuole fare un'opera maggiore nella mia e nella tua vita. Non pensare che il momento che tu stai attraversando adesso possa fermare ciò che è il progetto di Dio, o questo possa interrompere quello che Dio sta facendo. Questo, quello che tu stai vivendo in questo tempo, porterà beneficio a ciò che Dio sta facendo nella tua vita. Porterà miglioramenti nella tua vita spirituale al servizio di Dio. E Giobbe, fratelli cari, comincia a dire queste parole: cambia atteggiamento. Sapete perché? In questi tempi, e noi dobbiamo imparare, fratelli cari, un po' come Giobbe, viveva la fede di seconda mano, non viveva la fede di prima mano. Cioè, io avevo sentito parlare del Signore, lui onorava il Signore come lui pensava, faceva il sacerdote quando il Signore non l'aveva chiamato a fare il sacerdote, perché dice la parola nei primi capitoli che quando i figli si radunavano, lui pensava che i figli avrebbero bevuto un po' di vino in più, e lui faceva il sacerdote, faceva dei sacrifici a Dio affinché, se in quel contesto di festa ci fossero stati dei peccati, il Signore li avrebbe perdonati. Quindi lui pensava di servire Dio in questo momento, in questo tempo, facendo questo, chiamato a fare il sacerdote che non era chiamato a fare. E quindi Giobbe, fratelli cari, viveva una fede di seconda mano. Dio non vuole che tu vivi una fede di seconda mano. Ho sentito parlare, ho vissuto un'esperienza, ma quando? E tu pensi che noi possiamo vivere di rendita? Noi non viviamo di rendita, fratelli cari, delle cose spirituali di Dio. Io devo vivere continuamente, come in questa sera. Se noi siamo qui è perché quello che Dio ha fatto nella mia vita ieri, l'altro ieri o qualche annetto fa, è qualcosa relegato a quel tempo, e a Dio sia la gloria. Ma io in questa sera voglio vivere una fede di prima mano verso il mio Dio. Io voglio avere una relazione, un'esperienza di prima mano ancora in questa sera. Non posso vivere di espedienti passati. Giobbe viveva di questo. Ma il Signore che cosa voleva fare? Dio che cosa vuole fare nella mia e nella tua vita? Vuole accostarsi di più a te e vuole che tu ti accosti di più a Lui, perché Dio vuole avere una relazione più stretta con te. Dio non vuole che tu pensi di conoscere Dio, lo pensi solamente. Dio vuole avere relazione. Dio è un Dio di relazione. Per questo Dio ha fatto il cielo e la terra e ha fatto noi, perché è un Dio di relazione. Vuole relazionarlo, vuole comunicare, vuole avere comunione, fratelli cari. E Giobbe, fratelli cari, non viveva tutto questo, viveva la sua religiosità. Dio non ci chiama ad essere religiosi. Dio ci chiama ad avere esperienze continue con Lui, di prima mano, fresche, come in questa sera. Noi non siamo qui, fratelli cari, perché è il mercoledì di culto qui a Mondragone, e quindi siamo qui e io faccio la mia bella presenza. Io penso che ognuno di noi è venuto nella casa di Dio sapendo di incontrare Dio, ma soprattutto sapendo di avere un'esperienza con Dio, di ricevere risposte da Dio. Io in questa sera sono venuto qui perché voglio ricevere risposte da Dio, ma non risposte di arroganza. E non solo risposte, voglio dire in questa sera: Signore, insegnami, fammi comprendere la tua volontà, perché forse fino a questo tempo non l'ho compresa appieno. Ma io in questa sera, Signore, insegnami, io voglio comprendere la tua volontà nella mia vita, io voglio capire e comprendere come poterti servire meglio, come poter fare meglio la tua volontà, Signore, perché questo mi sta a cuore e, come posso dire, mi sforzo in qualche modo di
di comprendere come poter fare meglio la volontà di Dio, come poter essere uno strumento nelle mani di Dio. Perché il tempo scorre, fratelli cari, e allora che cosa succede? Che quando arriva una difficoltà nella mia vita io mi fermo e dico no, il Signore ha fermato il suo piano verso di me. No, io dico Signore, tu stai facendo qualcosa nella mia vita. Io non lo comprendo adesso, ma io rimarrò fedele a te. Come Giobbe, fratelli cari, capì ad un certo punto nella sua vita che l'atteggiamento che lui aveva bisognava cambiarlo. Noi dobbiamo cambiare atteggiamento, fratelli cari. Non rivolgerci a Dio con la nostra arroganza o superbia o pensando di aver ragione. Dio ha ragione, noi abbiamo sempre torto. Parti da questa condizione, che Dio ha sempre ragione, noi abbiamo sempre torto. Qualsiasi cosa possa accadere nella tua vita, parti da questa condizione, noi abbiamo sempre torto. Dio, tu hai ragione. E io allora vengo a te alla tua presenza, Signore, non capisco, non comprendo quello che vivo, quello che sto attraversando, ma ti rimarrò fedele. Ti rimarrò fedele. E difatti dice Giobbe, continua a parlare, a dire, io perciò mi ravvedo e mi pento della polvere sulla cenere. Capì che il suo atteggiamento era un atteggiamento errato nei confronti di Dio. Noi, fratelli cari, dobbiamo comprendere che Dio è Dio e noi siamo polvere. E quando ci presentiamo alla presenza di Dio bisogna sempre dire, Signore, io mi pento, perdona i miei peccati, ma aiutami. Sono qui, aiutami, Signore. Allora Giobbe comincia a cambiare atteggiamento, noi dobbiamo cambiare atteggiamento. E Giobbe, fratelli cari, dopo che dice la parola di Dio al versetto 7, dopo che ebbe rivolte questi discorsi al Signore, il Signore gli diede un po' la soluzione del problema. E Dio ti dà la soluzione del problema. Perché la soluzione del problema nella mia e nella tua vita è sempre nelle mani di Dio, non è nelle mie mani. Ma io devo comprendere, fratelli cari, come quest'uomo di Dio, che a volte la sofferenza, la prova, l'afflizione non è che viene così, o il Signore la permette perché io sono un peccatore. Nell'ultima parte di questo passaggio della parola di Dio abbiamo letto di 3 amici di Giobbe, vi ricordate? Sono andati lì, Giobbe era sofferente nella polvere, cosa hanno fatto? Si sono scesi in campo e in qualche modo hanno cercato di difendere Dio e di incolpare di Giobbe di quello che stava attraversando per i suoi peccati. Io penso quante volte non riusciamo a parlare bene di Dio agli altri. Forse vogliamo anche prendere le difese di Dio. Fratelli cari, Dio si difende da sé. I 3 amici di Giobbe cercavano di difendere Dio per quello che stava accadendo a quest'uomo. E dice no, Dio si comporta così con te perché tu stai pagando i tuoi peccati. Nessuno potrebbe resistere davanti a Dio se Dio agirebbe in questo modo verso di noi. I 3 amici di Giobbe non capirono, molte volte non capiamo, fratelli cari, ciò che Dio sta facendo. I 3 amici di Giobbe erano andati lì, dice la parola di Dio, sono stati 1 settimana ad osservarlo. Bei amici. Poi hanno cominciato ad accusarlo, ancora meglio. Ma ad un certo punto Dio interviene nella vita di quest'uomo, perché vede nelle sue parole, nel suo comportamento la fedeltà a Dio. E dice la parola di Dio, fratelli cari, che ad un certo punto chiama Giobbe quest'uomo e lo tira fuori da questa difficoltà. Quando meno te l'aspetti, Dio ti tira fuori da questa tua difficoltà, da questa prova che stai vivendo. E allora tu ti guarderai indietro e dici, però quanta sofferenza, quanta difficoltà. Ma Dio in questa sera ti vuole dire, guarda avanti, guarda quello che io sto preparando per te. Tu adesso non lo scorgi, non lo vedi. Giobbe non vedeva, non scorgeva quello che Dio stava preparando. Dio stava preparando qualcosa di particolare e Dio sta preparando, se il tuo cuore è come quel cuore di quest'uomo,
qualcosa di particolare nella mia e nella tua vita. E tu le difficoltà, le sofferenze, la prova che hai dovuto attraversare non te la ricordi più, perché talmente che Dio ricolmerà la tua vita di bene e di benedizioni che vengono dal cielo, che tu non ti ricorderai più di quello che hai passato. Ma tutto questo, fratelli cari, è servito. Serve, fratelli cari. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, al versetto 3, è scritto, Gesù parla e dice, sempre ad una domanda di alcuni astanti che stanno lì, perché anche lì c'è questo pensiero particolare che c'era un uomo cieco che era fin dalla nascita era cieco, e quindi si imputava questa cecità di questo ragazzo ai genitori, a qualcuno. Ma il Signore risponde a questi e dice: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Quindi quando noi attraversiamo la difficoltà, la prova, non perché io stia pagando qualcosa, ma perché in me, nella tua vita, si deve manifestare l'opera di Dio. Questa è la verità. Se io non attraverso la difficoltà o la prova, come Dio manifesterà la sua gloria, la sua potenza, la sua maestà nella mia e nella tua vita? Come farà, fratelli cari? Allora Giobbe doveva capire e comprendere che Dio stava facendo un'opera. Certo, anche attraverso la sofferenza, perché no? E Dio stava facendo un'opera. Perché, fratelli cari, poi Giobbe dirà, e noi dobbiamo imparare, fratelli cari, a non dire come ha detto Giobbe: io pensavo di conoscerti, ma adesso il mio occhio ti vedo. Io voglio vedere continuamente il Signore all'opera, nella mia e nella tua vita. Io non posso pensare che avevo sentito parlare di Dio, che qualcuno mi parli di Dio, che Dio ha operato. A Dio sia la gloria che Dio. Ma io voglio vedere operare Dio nella mia e nella tua vita, nella mia chiesa dove io servo il Signore e nel ministero in cui servo. Io voglio vedere Dio all'opera, io non voglio sentire da altri ministeri o altre comunità che Dio benedica ed unga e faccia opere straordinarie. Ma io in primis insieme a te voglio vedere Dio operare nella mia e nella tua vita. E quindi so che se io sto attraversando dei momenti difficili in questo tempo è che Dio vuole far manifestare la sua gloria nella mia e nella tua vita. Vuole manifestare qualcosa di straordinario, di particolare, fratelli cari. Perché l'opera di Dio non è ferma nella nostra vita. Io so, dirà alla fine Giobbe in questo libro, che il mio Redentore vive. Lui capirà che questo suo Dio è vivente. E tu devi capire insieme a me che Dio è vivente e che Dio opera ancora in questo tempo. Non è fermo, la sua opera non è ferma. Perché tu pensi che stai attraversando difficoltà e tu pensi che l'opera di Dio si sia fermata. L'opera di Dio non è ferma. L'opera di Dio nella vita di quest'uomo non era ferma, stava facendo un'opera meravigliosa. Stava accostando Giobbe di più alla conoscenza e alla relazione con Dio. Quel Dio che lui vedeva da lontano. Noi non possiamo vedere Dio da lontano, io voglio vedere Dio da vicino. Voglio vedere Dio operare nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Voglio vedere i suoi segni, i suoi miracoli, i suoi prodigi, non per sentito dire o sempre come in questi ultimi tempi o negli anni addietro. Dall'America dovevano venire i venti di dottrina, dall'America doveva arrivare questo. No! È da qui, fratelli cari, che deve arrivare il risveglio. Dalla mia e dalla tua vita, dalle nostre comunità. Ma se io imparo ad agire come quest'uomo, a rimanere fedele nella difficoltà, nella prova, sapendo che anche in quelle difficoltà Dio sta facendo un'opera, anche se non la comprendo. E Giacomo, fratelli cari, dirà nel capitolo 5 al versetto 11: ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Sono beati coloro che hanno perseverato, fratelli cari, non coloro che, come arriva la difficoltà, la prova, la tempesta, vengono meno o posano le armi. No, questa parola in Giacomo dice: noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito, dice questa parola, parlare della pazienza di Giobbe?
E vedete che cosa dice questo libro. E avete visto la fine riservatagli dal Signore, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Giacomo, centinaia di anni dopo, riprende questo concetto e dice: avete visto ciò che ha fatto il Signore nella vita di quest'uomo? Avete visto? Avete visto la sua perseveranza come è stata premiata? Anche avendo attraversato la prova e la difficoltà, la sofferenza o la malattia o il lutto o altro, avete visto come ha perseverato nella fede, come è stato costante? E quello che Dio poi ha fatto nella sua vita. Abbiamo visto nell'ultima parte di questo capitolo ciò che Dio poi ha fatto nella sua vita. Ecco perché alla fine del nostro percorso noi dobbiamo vedere ciò che Dio ha fatto nella mia vita. Anche se questo mio percorso è fatto di tante prove, di tante difficoltà, ma è alla fine, fratelli cari, di tutto questo, ciò che Dio ha riservato per me e per te. E che cosa ci può riservare il Signore per me e per te? Dice in questa parola: Dio è un Dio di misericordia e di compassione. Misericordia, fratelli cari, significa che Dio scende nei miei e nei tuoi problemi e non ti giudica, ma si mette nei tuoi panni e vede quello che tu stai attraversando, quello che tu provi, quello che tu vivi, vede le tue lacrime, le tue sofferenze. Dio vede questo e poi la sua compassione si muove, il suo amore si muove. E quindi alla fine dice questo passaggio della parola di Dio, l'abbiamo letto nel libro di Giobbe. Che cosa poi ha fatto alla fine? Prende Giobbe dalla polvere, lui vede Dio faccia a faccia, quel Dio che vedeva da lontano, lo chiama, dice: vieni adesso. In qualche modo, come il Signore ha potuto dire, può dire: sei stato fedele. Tu sei stato fedele nella difficoltà, nella prova, tu sei stato fedele. E io ti premierò. È Dio che premia, fratelli cari. Allora noi vediamo alla fine di questo libro che il Signore gli ha dato il doppio di ogni cosa. Qui vediamo ricchezze di questo mondo, figli, figlie, ricchezza, oro, argento, tutto quello che volete. Ma io parlo di ricchezze eterne, perché le ricchezze di questa vita rimangono qui. Ma io voglio le ricchezze del cielo, quelle. E io so che il mio Dio ha riservato questo per me e per te. Ma il mio Dio in questa sera vuole dirci: accostati di più a me, accostati di più. Io voglio vederti, io voglio avere comunione, io voglio cenare con te. È scritto nel Vangelo di Giovanni: se voi mi lasciate entrare, io entrerò e cenerò con voi, avrò comunione. Dio vuole avere quella comunione, fratelli cari, non più una comunione, un'esperienza di seconda mano di cose fatte nel passato. A Dio sia la gloria per quello, per tutto quello che Egli ha fatto. Ma io voglio vivere adesso alla presenza di Dio e vederlo all'opera, fratelli cari. E Giobbe dovette dire adesso. Noi dobbiamo dire adesso, in questo tempo. Questo è il tempo, fratelli cari, adesso. Ho visto il mio Signore faccia a faccia, testa a testa. Io ce l'ho di fronte a me, l'ho visto. Non ho sentito parlare, l'ho visto adesso. Noi vogliamo vederlo, fratelli cari, il nostro Dio meraviglioso che è qui in questa sera in mezzo a noi. E Giobbe dirà: io so adesso che il mio Redentore vive, perché il mio Redentore si è levato nella polvere e mi ha tirato fuori dalla prova e mi ha dato il doppio della retribuzione di quello che io avevo prima. Allora questa deve essere la tua fiducia, la tua fede, di guardare oltre quello che tu stai vivendo, perché Dio per te ha riservato qualcosa di particolare e meraviglioso. Resta fedele a Dio, non deporre le armi, ma sii perseverante, dice la parola in Giacomo. Continua a camminare spedito, fiducioso, certo che il tuo Dio non ti ha voltato le spalle, ma che Dio anche nella difficoltà e nella prova ti sta formando, ti sta equipaggiando, ti sta fortificando affinché, per fare che cosa? Per compiere quelle opere meravigliose che Lui ha preparato anzitempo per me e per te. E le dobbiamo compiere noi, fratelli cari. Noi le dobbiamo compiere. Allora non ti lamentare più di quello che stai vivendo, ma rimani fedele a Dio. Rimani costante, persevera. E Dio ti premierà, come abbiamo letto nella sua parola. Dio ha premiato Giobbe,
Adesso lo ha chiamato a fare il sacerdote per i suoi amici. Adesso l'ha chiamato, adesso il Signore adesso puoi fare il sacerdote. Adesso puoi fare dei sacrifici per i tuoi amici, affinché io non li distrugga, perché non hanno saputo parlare bene di me. Dobbiamo imparare, fratelli cari, quando ci rivolgiamo a Dio, a rivolgerci in modo diverso, come ha imparato Giobbe, a non fare le nostre dimostranze. Signore, perché? Signore, come mai? Signore, ma tu stai ritardando? Signore, ma tu non vedi? Il Signore non ritarda, vede tutto, sa tutto e conosce tutto, perché Egli ha creato ogni cosa e ha creato noi. E se stai facendo una cosa nella tua vita e sta permettendo qualcosa, è perché tu non ti conosci nemmeno da te stesso. È Dio che sta correggendo la tua e la mia vita, affinché Lui possa manifestarsi in noi. Dio sa di quello che noi abbiamo bisogno, noi non lo sappiamo. Infatti è scritto nella parola di Dio, fratelli cari, che noi non sappiamo nemmeno pregare a volte. Non sappiamo pregare, sapete perché? Perché preghiamo sempre, Signore, dammi. Poi soprattutto dammi tutte cose materiali. E il Signore ti dice, io ti vorrei dare di più, ma di quelle cose eterne, di lassù, spirituali. E tu invece mi chiedi sempre questo, ricchezze, denaro, forse auto, casa. Io so che tu hai bisogno anche di questo, ma chiedimi altro. Dobbiamo imparare, fratelli cari, a sapere che il mio, il tuo Dio meraviglioso è colui che non ci lascia e non ci abbandona. E che anche se sto attraversando i momenti difficili, io so che papà non mi ha lasciato. E che anche in quelle difficoltà, come è scritto in Giacomo, io, anche se non capisco, ma Dio sta facendo un'opera. E ti dico grazie papà, perché so in primis che mi tirerai fuori da questa sofferenza, ma in secondo so che tu stai facendo un'opera nella mia vita e che attraverso questa prova che sto vivendo e che tu mi tirerai fuori, tu manifesterai la tua gloria sulla mia vita, sulla mia casa e sulla mia famiglia e nella chiesa in cui servo il Signore. Allora un'attitudine diversa, fratelli cari, non più lamentele, non più. Ma Dio in questa sera vuole darti qualcosa di fresco, di prima mano, non qualcosa di stantio, di prima mano, fresco, una fresca unzione, una fresca guarigione, una fresca benedizione. Dio vuole darti ogni giorno qualcosa di nuovo e Dio vuole fare nelle nostre vite ogni giorno qualcosa di nuovo. Non viviamo, fratelli cari, sulle cose del passato, sulle esperienze vissute, vi prego. Viviamo su ciò che Dio vuole fare ancora in questa sera. E quindi rimaniamo con il cuore in questa parola, fratelli cari. Io l'altra volta vi dissi, non veniamo nella casa di Dio con tanta superficialità. Vi prego con tutto il cuore. Veniamo nella casa di Dio con un cuore diverso, desideroso di ricevere da parte di Dio, desideroso di poter adorare Dio con tutto il cuore, con tutti i miei difetti, le mie mancanze, perché ce l'abbiamo. Ma Dio conosce il cuore di ciascuno di noi e Dio sa quello che tu stai vivendo in questo tempo. È inutile che dici tante cose, rimani solo fedele a Dio, rimani fedele a Dio. Dio sa che cosa sta facendo nella tua vita e l'opera di Dio, fratelli cari, è sempre un'opera meravigliosa, non viene mai per distruggere nessuno, ma sempre per farci crescere, per farci servitori e serventi valenti, ripieni di fede, consacrati, santificati, per fare l'opera sua. Quindi in questa sera vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari, e ricevi dal Signore qualcosa di prima mano, qualcosa di fresco adesso, in questa sera. Non tornare a casa come sei venuto, ma porta ogni tua difficoltà, ogni tuo peso, ogni tua sofferenza ai piedi del Signore. Dice, Signore, a volte io forse tante volte ho sbagliato a parlare, non sapevo quello che dicevo. Ma in questa sera io riconosco l'opera tua nella mia vita, che è un'opera meravigliosa. E noi vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, papà. Vogliamo ringraziarti, rimaniamo fedeli, fratelli cari, perché le prove, le battaglie avverranno, ma Dio è con noi. Dio era con Giobbe nella sua sofferenza e nella sua difficoltà. Gli amici non avevano saputo consolare il suo cuore, ma Dio sì.
Dio sì, gli aveva riservato una parte meravigliosa della sua vita, l'aveva abbondato di ogni cosa e Dio ti abbonderà di ogni cosa. A te la gloria, Signore, vogliamo ringraziarti. Io so che il mio Redentore vive e alla fine si alzerà sulla polvere per me e per te. E in questa sera si è alzato in alto per te, per difenderti e portarti fuori dalla difficoltà che stai vivendo. Ma soprattutto ti ha riservato qualcosa di speciale. Prendilo in questa sera. Prendi questa parola e mettila nel tuo cuore. Aspetta i tempi. Non deviare. Aspetta. Sappilo aspettare. Grazie papà. Vogliamo adorare il Signore con tutto il cuore e ringraziarlo, fratelli cari, e ricevere, come dicevo prima, in questa sera una fresca unzione, una guarigione. Qualsiasi cosa tu abbia bisogno, non parlare del passato. Dio è l'Iddio che vive, dice la parola, e vive in questa sera qui in mezzo a noi per il suo popolo e vuole interagire con me e con te, vuole intervenire con me e con te, vuole intervenire perché si prende cura della tua vita, si prende cura della tua casa, della tua famiglia. Egli si prende cura. Vai avanti, perché il nostro Redentore vive. Grazie Gesù. Con gli occhi tuoi vorrei guardare, con il tuo cuore sempre amare. L'anima mia in te vuol confidare, il nome tuo adora. Fai di me un tuo strumento che ti possa essere fedele. Ogni dì la tua parola narrà, il nome tuo innalza. Allora tutti insieme adoro te, Signore. Adora il Signore con tutto il cuore in questa sera. Allarga il tuo cuore, arrendilo nelle sue mani, arrendi il tuo cuore. Dio sta facendo un'opera meravigliosa. Tu sei Signore, Io servo te, Gesù. io servo te, Servo te, servo te. io lodo te, Signore, con l'anima. Tu sei verace, Io amo te, Gesù. io amo te. Con gli occhi tuoi Con gli occhi tuoi vorrei guardare, con il tuo cuore sempre amare. Anima mia, Gesù. L'anima mia in te vuol confidare, il nome tuo adora. Fai salire la tua voce al cielo e dillo.
Alleluia, Signore. Noi amiamo il Signore con tutto il cuore. Grazie, papà, perché sappiamo che ogni cosa coopera al bene per coloro che ti amano. Anche forse la prova, il deserto, la difficoltà, qualsiasi cosa, papà. Tu operi in verso di noi, Signore, e ci stai veramente formando, Signore, come un popolo forte, Padre. Noi, Signore, vogliamo ancora avere un momento, Signore, un tempo di stare alla tua meravigliosa presenza, perché sappiamo che tu sei qui e soprattutto non sappiamo che tu sei qui. Non lo vediamo che tu sei qui, papà, perché lo sentiamo forte, Signore. Forte è la tua presenza in questa sera, in questo luogo, perché tu sei il vivente, Signore. Tu sei il vivente, Signore. E tu ancora in questa sera, Signore, vuoi rialzare dalla polvere chi è caduto in questo tempo, chi sta attraversando dei momenti difficili, perché tu ti sei elevato, Signore, a difesa dei tuoi figli, Padre, e noi vogliamo adorarti ancora con tutto il cuore. E vogliamo chiederti, Signore, chi è venuto in questo luogo con difficoltà, sofferenza, qualsiasi cosa abbia portato nel suo cuore, ogni peso che sta vivendo, ogni difficoltà, Signore, io ti prego di intervenire con mano potente, liberarli nel nome di Gesù, guarirli se ci sono infermità nel nome di Gesù, perché noi sappiamo che tu sei qui, perché tu vivi, Signore. Grazie, papà, con tutto il cuore. Vogliamo ancora adorarti, Signore, vogliamo adorarti con tutto il nostro cuore, papà. Grazie, Gesù. Te la gloria, Signore. Te la gloria, Padre. Grazie, Gesù. Grazie, Padre. Grazie, papà. Tutto sembra andare contro te. Paure e ansietà, problemi e difficoltà sembrano montagne nel cammino, e a volte ti domandi il perché di questi momenti e stai lì a pensare, a ripensare se qualcosa in te non va, se sei fuori dalla sua volontà, e in mezzo alla tempesta la sua voce giunge al tuo cuore. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, perché tu appartieni a me. E quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu appartieni a me. Ci sono dei momenti che passi nella vita quando tutto sembra andare contro te. Paure e ansietà, problemi e difficoltà sembrano montagne nel cammino, e a volte ti domandi il perché di questi momenti e stai lì a pensare, a ripensare se qualcosa in te non va, se sei fuori
fuori dalla sua volontà, e in mezzo alla tempesta la sua voce giunge al tuo cuore. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, perché tu appartieni a me. E quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu appartieni a me. Dichiara il Salmo 91 con tutto il tuo cuore, dillo. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo alberga l'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, dillo. il mio Dio in cui confido. E quando passerai attraverso le acque, io sarò con te, perché tu appartieni a me. Quando tu camminerai in mezzo al fuoco non sarai bruciato, no, perché tu appartieni a me. Dice il Signore, Perché tu appartieni a me. 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 Alleluia, Signore. A te la gloria, Padre. A te la gloria. Prima di continuare a pregare per queste preghiere che ci arrivano dal web, quindi da casa, io voglio rivolgermi un momento a coloro che ci seguono da casa. E vi parlo col cuore in mano. Tante volte nel mondo si pensa che il male che esiste in questo mondo sia causa di Dio. La causa di questo male che c'è nel mondo, guerre, malattie o altro, viene dal peccato dell'uomo che si è allontanato da Dio e dalla sua parola. Ma Dio è il bene. Io voglio dirti a tu che ci segui da casa che Dio è il bene, non è il male. E Dio non è la causa dei mali. Dio è colui che risolve, è la risposta ai mali di questo mondo. Rivolgiti a Dio, non accusare Dio di tutto quello che accade intorno a te, ma forse anche nella tua vita. Ma invoca il Signore, rivolgiti a Lui, non vedere Dio come un tuo nemico o la causa dei tuoi mali, ma rivolgiti a Dio, perché Dio è la risposta. Gesù è la risposta ai tuoi tanti perché, alle tue tante domande. Come Dio ha risposto a Giobbe, risponderà a te. Rivolgiti a Dio. E noi vogliamo rivolgerci a Dio e pregare per tutte queste richieste che ci giungono da casa, e tutti insieme come Chiesa del Signore vogliamo alzare le nostre mani e chiedere guarigione per la colonna vertebrale di Giuseppe Verderame. Signore, ristabilisci questa colonna vertebrale. Poi Tina, Antonietta, Maria, Anna, Carmela, per protezione e benedizione. Enzo, Salvatore, Marina per resa a Dio. Raffaella per sciatalgia. Veronica per riappacificazione con sua sorella, Valeria per guarigione nel suo corpo, Antoniella Pavone per guarigione, Ciro per conversione, Viola per nuove forze. E ancora Raffaele per scarcerazione,
Saveria per il suo matrimonio, Marco per insonnia e ansia, Vincenzo per conversione, Fabio per guarigione al braccio. E io voglio continuare a mettere mia moglie anche davanti a te, Padre, che tu, Signore, la ristabilisca e debelli ogni influenza dal suo corpo nel nome di Gesù. Così per questi casi che abbiamo pregato, fiduciosi e certi, papà, che tu ti prendi cura di loro e li guarirai, li libererai da ogni difficoltà e da ogni infermità che stanno attraversando. Padre, noi in questa sera vogliamo continuare a ringraziarti di vero cuore per tutto quello che ci ha donato in questo giorno, per questa serata meravigliosa, ma soprattutto per il consiglio della tua parola, che ancora, Signore, è venuto ad incoraggiarci, sapendo, Padre, che noi non siamo soli, ma che tu vivi per noi, intercedi per noi presso il Padre, e che presto, Signore, noi vedremo vittoria su ogni angolo della nostra vita. Ti vogliamo ringraziare, papà, ti vogliamo benedire, papà, ti vogliamo lodare, adorare, glorificare, innalzare in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica e ci accompagni. Pace a tutti.